Il mondo dell'enogastronomia e della viticoltura piangono la scomparsa di Dino Marchi, spentosi ieri sera nella sua abitazione di Montebelluna proprio nel giorno del suo 65° compleanno. Sommelier di grande fama, Marchi aveva trasformato la sua passione in una professione, diventando un punto di riferimento per le vecchie e nuove generazioni di sommelier. Dino lascia un grande vuoto, è stato un uomo molto rappresentativo, con la sua semplicità ma determinatezza ha portato l'Associazione Italiana Sommelier del Veneto ai livelli più grandi in assoluto. Siamo la seconda regione italiana per numero di associati e per attività svolte. Sin da giovane Dino Marchi aveva affiancato al suo lavoro di tecnico di laboratorio quello di sommelier, trasmettendo il proprio amore per il buon vino e per la cultura del bere. Una passione che lo aveva portato a guidare l'Associazione Sommelier del Veneto fino a quando la malattia che l'aveva colpito 10 anni fa lo ha costretto a cedere il testimone proprio ad Eddie Furlan. Dino era un grande insegnante, grande docente e soprattutto predicava l'umiltà, l'avvicinarsi al vino con rispetto delle fatiche contadine, di chi lavora in cantina e di chi produce il vino. Quindi cercare di non degustare le etichette, ma di entrare nel calice per capire cosa c'è a monte di questo grande prodotto italiano. Mercoledì alle 15 nel Duomo di Montebelluna ci sarà l'ultimo saluto a Dino Marchi, che forse inconsapevolmente è stato un grande precursore dei tempi, avendo dimostrato lungimiranza nel capire, con largo anticipo, come il vino del territorio sarebbe stato un'importante risorsa per l'economia, come in effetti succede ora, in un momento di crisi come questo. Direi che in questo momento di difficoltà economiche noi che curiamo l'enogastronomia siamo praticamente curatori dei prodotti importanti della nostra terra, in particolar modo il vino. Noi sappiamo come vivendo nella terra del Prosecco tutti godiamo dell'indotto del Prosecco.